Belluno continua ad essere l'oasi felice non solo del Veneto ma anche del resto del paese. Per la sua morfologia il territorio è difficilmente aggredibile da scorribande criminali che qui non hanno vita facile. Il generale Sabino Cavaliere, comandante della Legione Carabinieri del Veneto, l'ha sottolineato stamani nella sede del Comando Provinciale dell'Arma per il tradizionale scambio di auguri natalizi. Non bisogna mai abbassare la guardia, ribadisce l'ufficiale. L'importante è che ci sia personale sentinella a presidio della legalità. Sono state potenziate e riportate in efficienza organica, quindi è stata ripristinata organica, in taluni casi sono stati rinforzati i presidi delle stazioni, proprio perché, ripeto, se noi vogliamo che le stazioni svolgano questa fondamentale funzione di prevenzione, dobbiamo metterle nelle condizioni di farlo. Una quarantina di militari sono arrivati in provincia da qualche settimana per rinforzare il personale delle stazioni e delle compagnie, soprattutto di Cortina e di Feltre. Il bellunese, aggiunto il generale, è in toto un territorio avulso da criminalità. In occasione di episodi anche cruenti, la risposta dell'Arma è stata immediata. Lungimirante la scelta di qualificare l'area cadorina con il nuovo reparto di Santo Stefano di Cadore. Ora noi stiamo vedendo in altre parti del territorio, ma non soltanto del bellunese, di verificare la bontà di questa fase sperimentale che abbiamo portato avanti a Santo Stefano per valutare se ci siano altre aree del territorio, ripeto, non soltanto del bellunese ma anche del resto della regione, che possano offrire spunti ordinativi dello stesso tipo. Dire che chiudiamo, ha spiegato il generale in riferimento all'allarme che hanno generato voci di soppressione della stazione di Gosaldo, è fuorviante. Sono ipotesi operative ma nulla finora di concreto. La visita al comando di Belluno è stata occasione per la consegna di benemerenze e per il saluto al capitano Latino e al tenente Cimolino, che in settimana lasceranno rispettivamente le compagnie di Belluno e Cortina per ricoprire nuovi incarichi a Roma e per dare il benvenuto al nuovo comandante del reparto operativo.